Eccoci con Valerio Baldovin, selezionatore regionale Veneto maschile. Appena concluso il Regional Day, tiriamo un po' le somme. Beh, è stato un bel pomeriggio dove abbiamo visto un sacco di ragazzi che promettono di fare bene. Abbiamo visto un ottimo impegno su alcune cose, in particolare su alcuni aspetti del gioco i ragazzi sono già abbastanza avanti, su altri devono ancora maturare, ma è normale che sia così. Quali gli aspetti più interessanti, più positivi della giornata? Beh, abbiamo visto due gruppi, un gruppo dei nati nel 98 e un altro gruppo che sta terminando ora, dei ragazzi nati nel 99-2000. Il secondo gruppo, di quelli più giovani, lascia intravedere qualche cosina in più probabilmente dal punto di vista fisico-atletico. Ok, tu sei di casa qui, Pala Fabris, tu sei allenatore della Tonazzo, capolista in Serie A2. Un'emozione in più, oltre a vedere questi giovani che crescono? Anche perché la Padova è formata in buona parte da veneti. Sì, beh, diciamo che insomma, io ho sempre avuto a che fare con i giovani, per cui insomma, è un piacere quello di immergermi di nuovo in nell'attività giovanile con gli annessi e connessi. È una cosa diversa che faccio con molto piacere rispetto a quello che faccio durante la settimana in questo periodo. Allora Valerio, ci rivediamo nelle prossime tappe, tra cui l'Inter-Regional Day. È una novità di quest'anno, tutti i migliori del Regional Day si ritroveranno con tutta probabilità il 6 aprile. Un appuntamento nuovo anche per te, insomma. Sì, beh, insomma, questa è una cosa positiva, interessante, perché insomma, più riusciamo a valorizzare il talento di questi ragazzi, quindi più vengono seguiti, meglio è per loro e per la crescita anche di tutto il movimento. Allora in bocca al lupo Valerio, sia per la selezione regionale maschile che per la Tonazzo Padova. Grazie.